Sono case ATER intelligenti, ovvero dotate di tecnologia avanzata sul fronte dell'efficienza energetica, destinate a soggetti fragili per età o per condizioni sociali ed economiche. 13 le case consegnate a Campo dei Sassi ad Altobello, uno dei quartieri storici di Mestre, un restauro completo, quindi le verifiche sulle graduatorie e infine la consegna delle chiavi. In questo modo io credo che diamo una risposta, soprattutto poi se andiamo incontro a delle fasce deboli, come in questo caso, per gli alloggi che verranno consegnati, quindi pensione anziane, fragili e disabili. E quindi penso che sia corretto e giusto oggi investire in iniziative come questa. Un edificio che rischiava di essere demolito e che grazie all'intervento soprattutto loro, dei cittadini, che attraverso i loro comitati, attraverso il contratto di quartiere hanno saputo sensibilizzare in modo opportuno, comune, regione, provincia, l'ATER, lo Stato, hanno saputo lanciare il loro grido d'allarme perché non venisse abbattuto tutto questo. Altra novità, una stazione di controllo tra le prime in Italia, dalla quale in caso di necessità le badanti disponibili possono intervenire e proteggere gli anziani. C'è una control room dove ci saranno H24 delle badanti scelte dal Comune di Venezia attraverso i servizi sociali che permetteranno a queste persone di avere una puntuale assistenza senza però dover rinunciare alla libertà. E poi la statua raffigurante Papa Giovanni XXIII, che era stata rimossa prima dell'inizio dei lavori, di grande valore simbolico per i residenti, costruita col legno della Val Gardena. Rino Seno fu il residente, scomparso 6 mesi fa, che nel 1974 fece costruire l'opera. Oggi siamo in festa perché abbiamo una statua di Papa Giovanni che è stata messa circa 50 anni fa da mio padre. Era molto devoto alla figura di Papa Giovanni e aveva di sua iniziativa dato mandato a dei intagliatori di legno della Val Gardena per costruire questa statua e ovviamente collocarla all'interno del Campo dei Sassi e questo diventa, per noi è stato sempre e continuerà ad esserlo, il simbolo del quartiere. Questa zona è stata a lungo il cuore pulsante di Mestre, dove i nuovi inquilini ora vivranno tra storia e modernità, e alla festa di inaugurazione ci sono tutti vicini, mentre l'ATER sta cercando altri fondi per proseguire nell'opera di ristrutturazione di altri edifici. 6 alloggi, in questo caso per le persone disabili non sono poche, anche perché sono attrezzati proprio per loro, a loro misura. È importante e sarà il primo di tanti altri progetti.